e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Torna la calma sull'Etna e riapre l'aeroporto di Catania, ma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Manlio Messina, denuncia carenze nella gestione dello scalo. Resta il problema cenere sulle strade, aperti i centri di raccolta. La casa museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide è chiusa da 3 anni dopo il restauro. L'ira del sindaco che si barrica al suo interno. Da qui non mi muovo se non la aprono. Turisti sedotti dalla cucina siciliana. A Catania, in cima alle preferenze dei visitatori, c'è la classica pasta alla norma, ma gli abbinamenti a volte risultano bizzarri. Il caldo alle ore contate, da domenica in arrivo temporali che porteranno un calo termico e temperature più accettabili. Una donna malata di tumore muore in ospedale a Partinico, il marito denuncia un errore dei medici, sarebbe l'ennesimo caso di malasanità nell'isola. Sant'Agata d'estate in cattedrale, l'esposizione del velo, domani le celebrazioni d'agosto per la patrona di Catania. La festa sarà seguita in diretta da Telecolor. Ieri a Messina la tradizionale processione della Vara. Calcio, inizia stasera il campionato di Serie B, esordio per il Palermo che sfiderà il Brescia al Rigamonti. Il Catania presenta la nuova maglia in attesa di scendere in campo domenica contro il Crotone. Il Trapani gioca domani col Monopoli. Dopo lo spettacolo scoppiettante di Ferragosto torna la calma sull'Etna, ma per le strade resta la cenere. Di nuovo operativo l'aeroporto di Catania, mentre viene Manlio Messina, capogruppo di Fratelli d'Italia, che annuncia un'interrogazione parlamentare per chiarire eventuali carenze nella gestione. Tonino De Mana. Dopo l'ennesimo scherzetto dell'Etna che ha riversato altre tonnellate di cenere lavica, è ripresa a pieno regime la raccolta per liberare le strade dalla sabbia nera, come l'umore di gran parte dei catanesi costretti a vivere con l'emergenza. Si chiede a gran voce lo stato di calamità naturale. La spruzzata nera di Ferragosto ha paralizzato l'aeroporto Fontanarossa, riaperto solo ieri alle 18 e ora operativo seppur con qualche disagio. Sulla vicenda è intervenuto il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Manlio Messina. La questione della cenere dell'Etna non dovrebbe essere considerata un'emergenza ma una normalità e come tale va trattata. Nei prossimi giorni, ha detto, interrogherò il ministro delle infrastrutture, l'ENAV e l'ENAC per capire se ci siano carenze nella gestione dello scalo. Parvenza di normalità invece nel centro storico, già ripulito ieri, specie in piazza Duomo in via Etnea, e spazzatrici in azione dalle 4 alle 10 del mattino. Il video che vedete documenta le operazioni di pulizia in piazza Santa Maria di Gesù. Operativi centri di raccolta allestiti a Picanello, aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e davanti all'istituto Carlo Gemellaro di Corso Indipendenza dalle 10 alle 17 tutti i giorni, esclusa la domenica. Gema, come deciso in sinergia con il sindaco Tarantino e la direzione ecologia del comune, avvierà anche la raccolta porta a porta dei sacchetti di cenere nelle giornate di mercoledì 21 e 28 agosto, 4 e 11 settembre. Dal 18 al 24 agosto invece è stato predisposto un piano straordinario di spazzamento in centro. La raccomandazione è di rispettare i divieti di sosta per consentire la corretta e completa pulizia delle strade. E sono stati oltre 100.000 in Italia i visitatori di musei, parchi archeologici e nei luoghi della cultura rimasti aperti per la giornata di Ferragosto. Ma in provincia di Siracusa c'è un gioiello, la casa museo Antonino Uccello, chiuso da 3 anni. E il sindaco di Palazzolo Acreide si è barricato al suo interno per chiederne la riapertura. Francesco Aloi. Ferragosto è passato, ma la storia qui non cambia. La storia non cambia, ma dovrà cambiare. C'era una volta la casa museo Antonino Uccello, un luogo di forte identità per Palazzolo Acreide, chiuso da 3 anni. Terminati i lavori di ristrutturazione, il portone non ha mai riaperto. I turisti che sono venuti anche oggi passano da qua come se fosse un sarcofago chiuso da visitare e che non si apre. A marzo un fulmine ha danneggiato le schede dell'impianto antincendio, mai riparate. Tante le sollecitazioni del primo cittadino alla direzione della Galleria Bellomo di Siracusa, da cui dipende la casa museo, ma nulla. Così, i primi di agosto, si è barricato qui. Anziché decidere, dottoressa, di aprire la casa museo, ha chiamato i carabinieri.
Chiami l'assessore ai beni culturali, chiami il suo dirigente generale. Da qui non mi muovo fin quando lei non fa aprire questa casa museo. E si deve vergognare di quello che ha fatto. Una battaglia tra palazzi che ha un solo fine: riaprire la casa, molto amata dai palazzolesi e apprezzata dai turisti che non possono entrare. I dipendenti invece sì. Tenendoli chiusi a chiave lì dentro. Qui dentro ci sono 5 persone in questo momento. Qui è stata avviata anche una petizione. Abbiamo raccolto all'incirca 2000 firme che invieremo all'assessorato regionale soprattutto. Varcando questo portone ci si immerge nella cultura contadina degli Iblei, un tuffo che ad oggi però non è possibile fare. Casa Museo è un unicum in tutta la Sicilia orientale. Tenerla chiusa vuol dire impoverire il territorio. Musei, siti archeologici, il mare, ma naturalmente anche la cucina siciliana è sempre una grande attrazione per i turisti. A Catania, in cima alla preferenze, c'è la classica pasta alla norma, ma gli abbinamenti non sempre sono azzeccati. Vediamo il servizio di Simona Mazzone. Caponata, arancini, cannoli siciliani e la granita con brioche rigorosamente col tuppo. Ogni turista che arriva a Catania tra gli appunti di viaggio tiene la lista delle specialità tipiche da assaporare e sul podio resta sempre lei, la regina dei primi, la pasta alla norma. Vivo a Monza dal 62. E lei quando viene a Catania il primo piatto tipico che assaggia qual è? Pasta alla norma. A Catania resiste la tavola calda, unica nel suo genere, anche se si prova ormai ad esportarla un po' ovunque, ma senza lo stesso risultato. Ieri abbiamo mangiato l'arancino, era buonissimo, l'ho assaggiato sempre l'arancino a Roma, era molto diverso di gusto. Immancabile l'assaggio dai paesi etnei in giù di una calda pizza siciliana rigorosamente fritta. Sono della provincia di Reggio Emilia. Meglio il cappelletto o la siciliana? Ma è una gara dura da dire. Comunque la siciliana è buonissima. Tra i souvenir ogni turista che si rispetti porta a casa quel paio di chili in più accumulati tra una colazione e un piatto tipico dispensatore di calorie. I gusti sono gusti, si sa, alcuni del tutto personali e piuttosto bizzarri. Ai tedeschi piace molto la sarda beccafico. Gli americani? Gli americani sono più per la tavola calda, l'arancino. E gli inglesi? Gli inglesi, il loro forte è cipollina e cappuccino. E dopo un pranzo succulento che non ci spaventa nemmeno con i 40 gradi di agosto, mai rinunciare ad un cannolo digestivo, tanto per completare il pasto. It's good? It's very good, thank you. E se i turisti sfidano il caldo, l'AFA sta per concedere una tregua in tutta Italia. Dal weekend sono in arrivo temporali e un calo termico di 6-8 gradi. Fino a sabato però ancora caldo intenso con picchi fino a 40 gradi. Poi a partire da domenica l'estate subirà il primo vero break con l'arrivo di temporali anche violenti che porteranno un generale ricambio d'aria. A seguire, dicono gli esperti, dovrebbe tornare una generale stabilità atmosferica con un caldo decisamente più accettabile. A Balestrate, vicino a Palermo, una turista francese di 19 anni ha presentato denuncia per tentate violenza sessuale in spiaggia la notte di Ferragosto. Un giovane l'avrebbe palpeggiata pesantemente tentando poi di abusare di lei. La vittima è riuscita a fuggire. È un'altra disavventura per una turista rumena che è stata derubata del denaro e del cellulare nel corso di una serata in un locale alla Vucciria, sempre a Palermo. La mattina dopo la giovane ha chiamato il suo stesso telefono per cercare di recuperarlo. Il ladro le ha proposto di dare 100 euro. La donna si è però rivolta ai carabinieri che hanno organizzato una trappola e hanno arrestato per estorsione 2 uomini di origine egiziana. Muore a Ferragosto all'ospedale di Partinico. La vittima è una paziente oncologica. Il marito ha presentato denuncia sospettando un errore dei medici. Sarebbe in questo caso l'ultimo di una serie di casi di malasanità. Maglio Viola.
Ancora una denuncia per un presunto caso di malasanità nell'estate siciliana e ancora una donna morta in circostanze che dovranno essere chiarite. Teatro della vicenda questa volta è l'ospedale civile di Partinico in provincia di Palermo. Un uomo di 69 anni ha presentato denuncia per la morte della moglie di 66. La donna era una malata oncologica, ma secondo la denuncia presentata dal marito il decesso sarebbe avvenuto per un errore commesso dai medici. Una denuncia che ipotizza dunque un evento specifico e circostanziato e per questo il magistrato ha deciso di vederci chiaro e disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Palermo per l'esecuzione di una autopsia che dissipi i dubbi e individui le cause della morte. Il fatto che si trattasse di un malato oncologico è certamente un elemento rilevante nell'accertamento della verità. Nei giorni scorsi un'altra inchiesta era stata aperta dalla procura in quel caso di Patti nel Messinese sulla morte di una donna di 62 anni che secondo le denunce presentate anche in quel caso dal marito sarebbe deceduta dopo essere stata dimessa dall'ospedale a causa di un blocco intestinale scambiato per indigestione. La donna era andata in ospedale una prima volta ma era stata rimandata a casa con la raccomandazione di ripresentarsi in caso di riacutizzarsi dei sintomi, ma l'indomani non c'è stato il tempo per prestare nuove cure. La sequenza di casi di malasanità agostani era iniziata con la gamba ingessata con una scatola di cartone, sempre nel Messinese, una vicenda chiusa con un provvedimento disciplinare nei confronti del medico di turno da parte dell'azienda sanitaria. Il medico però si difende e contesta l'addebito di responsabilità. Un bimbo di 10 mesi è stato ricoverato in ospedale a Palermo, forse per aver ingerito hashish. Il bambino, rimasto intossicato, aveva trascorso la nottata di Ferragosto insieme ai genitori, poco più che ventenni. Il sospetto è che il piccolo abbia ingerito, senza rendersi conto, un pezzo di hashish o della marijuana trovati in casa. A Paternò, vicino Catania, un cliente ha sventato una rapina in una farmacia bloccando un malvivente. A dargli manforte sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato il rapinatore che è entrato nel negozio armato di un grosso coltello da cucina, aveva scavalcato il bancone e intimato ai dipendenti di consegnare il denaro in cassa. Catania riabbraccia Sant'Agata, entrano nel vivo le celebrazioni estive, in mattinata esposto il velo che nel pomeriggio sarà portato in processione. Domani il clou dei festeggiamenti della patrona di Catania, seguita in diretta su Telecolor. Tonino De Mana. Catania riabbraccia la sua patrona, entra nel vivo la festa di Sant'Agata d'estate con le celebrazioni dell'898esimo anniversario della traslazione delle reliquie della martire catanese. Già in mattinata a partire dalle 7:30 è esposto il velo di Sant'Agata a cui sono attribuiti tanti miracoli, uno di questi l'aver fermato la lava durante una delle eruzioni dell'Etna. In tanti i devoti che sin dal mattino si sono recati in cattedrale per l'esposizione del velo che nel pomeriggio sarà portato in processione. Ma l'evento clou è in programma domani, giorno in cui ricorre l'anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Agata da Costantinopoli. Alle 8 il busto reliquiario sarà esposto in cattedrale. A partire dalle 7:50 Telecolor trasmetterà in diretta l'apertura del sacello e l'esposizione del busto. Durante il giorno i fedeli potranno assistere alle diverse celebrazioni eucaristiche, confessarsi e baciare le reliquie. Alle 19 è prevista la messa solenne che sarà trasmessa su Telecolor, diretta a partire dalle 18:50. A presiederla, al posto dell'arcivescovo Renna, convalescente al Centro Cuore Morgagni di Pedara, sarà il vicario generale dell'arcidiocesi, padre Vincenzo Branchina. Dopo la Santa Messa seguirà la processione attorno alla cattedrale per poi rientrare e darsi appuntamento a febbraio per un nuovo e suggestivo incontro tra Agata e la sua gente. E neanche il caldo di Ferragosto ha fermato le migliaia di devoti che ieri hanno affollato le strade di Messina per la processione della Vara, la tradizionale festa dell'Assunzione. Francesco Triolo. Una festa di popolo, il senso di appartenenza di una città che si inginocchia al passaggio dell'Assunta sul suo carro, quella Vara, che rappresenta il momento più alto della devozione dei messinesi verso la Madonna. La processione della Vara è stata la consueta festa del popolo, con migliaia di persone posizionate lungo il percorso che il carro compie, trainato dai tiratori a piedi nudi, da piazza Castronovo, la tradizionale partenza, sino a piazza Duomo, sotto un sole cocente ed un caldo a tratti anche asfissiante. La festa che ha unito messinesi e turisti, c'era chi arrivava dal nord Italia, chi dall'estero, devoti per rinnovare una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Il momento più spettacolare, ma anche più delicato, quello della girata in via 1 settembre, prima dell'arrivo davanti alla cattedrale, dove poi è stata celebrata la messa.
E il giorno dopo a Piazza Duomo sono tanti i turisti ma anche i messinesi che si fermano ad ammirare la macchina votiva, la VAR, qui posizionata proprio di fronte alla cattedrale. Una foto, un selfie, il naso all'insù per ammirarla. Meravigliosa come sempre, molto caratteristica, è il simbolo di Messina. Lei tra l'altro messinese doc, quindi può dire ancora qualcosa in più. Per me è la prima volta comunque che la vedo dal vivo e l'emozione è davvero forte. Vederla così da vicino forse neanche il 15 agosto. Sì, perché poi c'è troppa confusione, c'è troppa calca, quindi invece così con più calma, con meno gente attorno si può sicuramente vedere meglio. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con altre notizie. Ed eccoci di nuovo in studio. In un racconto che unisce meraviglia a rigore scientifico, l'egittologo Christian Greco descrive una delle scoperte archeologiche più emozionanti che il mondo abbia mai conosciuto, la tomba di Tutankhamun. Sentiamo Veronica Barbarino. Luxor, Valle dei Re, novembre 1922. Howard Carter, partito da Londra a soli 17 anni per l'Egitto, è alla ricerca dell'unica tomba reale che ancora manca all'appello, quella di Tutankhamun. Nonostante i suoi sforzi, la tomba non si trova. Il tempo della spedizione è quasi finito, così come i soldi per pagarla. Sembra che il sogno sia ormai infranto, ma proprio allora gli operai si imbattono in un gradino tagliato nella roccia. Poi ne trovano un altro e un altro ancora. Conducono a una porta murata, nascosta in profondità nel terreno su cui si riconosce il sigillo reale e il nome del faraone bambino. Non è l'inizio di un film di Indiana Jones, ma la scoperta più sensazionale del XX secolo, raccontata 100 anni dopo dall'egittologo Christian Greco. La scoperta che cambierà la storia, che cambia l'egittologia, che per la prima volta ci permette di vedere vis-à-vis un faraone. E nel libro però entro anche nel merito di come l'archeologia oggi si è cambiata, di come le metodologie tecniche di scavo si siano evolute, di come problemi etici oggi ci impongono di essere cauti nel trattamento dei resti umani. Alla ricerca di Tutankhamun è un racconto che unisce meraviglia e passione a rigore scientifico e che tra tesori trafugati, visite notturne, sarcofagi sigillati dal tempo e fake news come la celebre maledizione del faraone svelano qualcosa in più del passato, contribuendo a dare più significato al presente. Ci fermiamo ancora e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare dell'esordio del Palermo nel campionato di Serie B e anche della nuova maglia del Catania. Inizia stasera il campionato di Serie B, esordio per il Palermo che sfiderà il Brescia al Rigamonti. Pronti, partenza via, inizia stasera il campionato di Serie B. A dare il via alle danze saranno Brescia e Palermo nell'anticipo del Rigamonti delle 20:30. Una sfida bella e suggestiva, con il rosanero che etichetta segnale chiaro alle dirette concorrenti, ma stasera sarà tutt'altro che facile. Sarà proprio la prima del campionato per noi e la prima proprio della Serie B, quindi doppiamente emozionante per certi aspetti, non ulteriormente responsabilizzati, ma è la prima, ce ne saranno altre 37 dopo, però va affrontata col giusto piglio perché affrontiamo una squadra già molto organizzata. Dionisi dovrebbe in avanti, tridente confermato con Insigne, Brunori e Di Francesco, a centrocampo Blen, Gomez e Ranocchia, Brescia che punta su Galazzi e Borrelli, fischio d'inizio alle 20:30. Il Catania presenta la nuova maglia, domenica esordio casalingo per i rossazzurri in Coppa Italia DC con il Crotone, tanta attesa anche per il Trapani che gioca domani col Monopoli. Marco Carli. Le nuove maglie del Catania, nuovo kit, stessa passione e poi l'altro slogan, i dettagli fanno la differenza, così si legge sui social del club, dettagli che serviranno, anzi saranno decisivi per la fase determinante del mercato e già a partire da domenica con il Crotone per la prima di Coppa Italia DC, la coppa detenuta dai rossazzurri il cui simbolo tricolore campeggia sulle divise indossate da ragazze della femminile e ragazzi dell'Under 19. Nella prima maglia tra le strisce rosse e azzurre righe nere richiamano l'essenza labile
Slavica, che torna prepotente nella terza, rigorosamente total black. Tornando al campo, quello col Crotone, l'esordio davanti al proprio pubblico dei rossazzurri, il pubblico che come sempre fa notare il proprio sostegno anche per la vendita dei biglietti, 6.000 staccati nella mattinata di venerdì. Curiosità dunque attorno ai nuovi arrivi in casa Catania che scenderanno in campo per la prima volta, visto che non sono stati schierati nella partita con la Carrarese per i motivi arcinoti. Faggiano intento a sfoltire, novità in tal senso a stretto giro, così come a modellare la squadra con i nuovi arrivi. Montalto è un nome dato molto vicino per l'attacco, in cui si parla anche di Gomez, altro nome caldo, Merolo Finotto, De Rossi a centrocampo è un altro obiettivo. L'attesa è tanta anche a Trapani, una ventina di acquisti per una società che non nasconde le proprie ambizioni. Giocatori come Lescano, Canutè e Seculin scaldano la piazza e c'è tanta voglia di vederli all'opera. Sabato contro il Monopoli al Provinciale la prima opportunità per la squadra di Torrisi per esibirsi davanti al proprio pubblico. Coppa Italia anche per i Granata, che hanno giocato pure il primo turno in cui hanno eliminato la Cavese. Dal mercato arriveranno altri 3 colpi, 2 in difesa, un esterno e un centrale e un'ala offensiva. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna come sempre alle 19. A tutti un buon pomeriggio.